Una cinquantina di studenti dormirà in tenda davanti al Palazzo del Bo almeno fino a venerdì. Il presidio permanente, organizzato da UDU Padova, pone l'attenzione sull'emergenza abitativa che da tempo attanaglia la comunità studentesca, ma è solo l'ultimo di una lunga serie di mobilitazioni che da mesi vede le rappresentanze studentesche chiedere maggiori attenzioni a regione e governo per il rispetto del diritto allo studio e all'avere una casa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 11 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il caro affitti e l'emergenza alloggi per gli studenti universitari. A Padova 50 studenti dormiranno in tenda davanti al Palazzo del Bo. L'articolo di Marco Miazzo sulle pagine del Gazzettino di oggi. Trovare casa a Padova è sempre più difficile. La media di affitto per una camera singola è arrivata a 398 euro, con un aumento del 9,4% in 6 mesi, cifre che fanno di Padova l'ottava città universitaria più costosa d'Italia. Leggiamo le dichiarazioni degli studenti dell'Unione degli Universitari, studenti per UDU Padova. Il nostro presidio andrà avanti finché non arriveranno risposte concrete. Non ci faremo fermare nemmeno dal maltempo, perché sul diritto allo studio serve un impegno chiaro, afferma Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli Studenti, e già nota per il duro discorso che fece nell'aula magna del Bo davanti al presidente Mattarella nel 2022 in occasione degli 800 anni dell'Università di Padova. Le richieste di posti letto a Padova ogni anno superano le 14.000, ma i posti a disposizione non bastano per coprirne nemmeno il 5%, prosegue Ruzzon. Questa emergenza abitativa dura da almeno 2 anni, i prezzi degli affitti sono aumentati per una deficienza strutturale. A Padova abbiamo l'aumento più alto in Italia, 49%, questa è la variazione rispetto allo scorso anno. Mi unisco alla mobilitazione, dice Ruzzon, perché gli studenti di oggi e di domani hanno bisogno di vedere garantiti i propri diritti. Questo appunto l'articolo, o meglio le dichiarazioni di Emma Ruzzon dell'Unione degli Universitari, studenti per UDU Padova, nell'articolo di Marco Miazzo sulle pagine del Gazzettino di oggi. E sempre sul Gazzettino leggiamo ancora sulla questione del caro affitti. Università, il piano alloggi. Valditara attacca i sindaci, ma è scontro nel governo. Il ministro della scuola parla di responsabilità della sinistra che amministra molte città, ma la sua collega, la ministra Bernini, è irritata. Ministra università, polemica sbagliata sui primi cittadini, 70.000 nuovi posti, appunto il piano alloggi. La protesta, o meglio la polemica, è sicuramente sbagliata, quella del ministro Valditara, nel senso che il diritto allo studio e le politiche sulla casa sono naturalmente di competenza regionale e statale. Lo scaricabarile sui comuni è qualcosa che davvero non si comprende. Si parla comunque anche sulle pagine del Corriere del Veneto del caro affitti, della protesta degli studenti. Poche case e affitti troppo cari. La protesta delle tende arriva anche all'Università di Padova. Risposte, dicono gli studenti, o si va a oltranza. Canoni alle stelle anche a Venezia e Verona, scrive il Corriere del Veneto. Nella città del Santo disponibili 1.200 posti letto a fronte di 14.000 richieste, dicono i rappresentanti di studenti per UDU Padova, e quindi appunto la protesta delle tende andrà avanti a oltranza. Solidarietà quindi agli studenti che manifestano, che presidiano la loro università, tra l'altro in questi giorni di maltempo e di freddo anomalo per un maggio con temperature che sono scese attorno ai 10 gradi negli ultimi giorni, nelle ultime ore qui in Veneto. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi invece con una notizia che riguarda la sanità. Liste d'attesa. L'ordine della regione ai medici è quello di effettuare più visite nello stesso tempo.
scoppia la polemica sugli overbooking strutturati, cioè l'indicazione ai primari di prevedere più visite nello stesso arco orario. Ad esempio, se in un'ora si visitavano 6 pazienti dedicando a ciascuno una media di 10 minuti, adesso si dovrà salire a 7 o 8 a parità di prezzo, perché non sono previsti soldi in più per il personale medico, che infatti lavorerà lo stesso tempo, con il rischio di lasciare insoddisfatti i pazienti. Tra l'altro, se le visite saranno troppo celeri, l'indicazione alle ULSS e alle aziende ospedaliere venete è arrivata da Massimo Annicchiarico, nuovo direttore generale dell'area sanità e sociale della regione Veneto, che con il decreto 27 lo scorso 28 marzo ha nominato i componenti della cabina di regia per il governo delle liste di attesa ambulatoriali. Tra le prime azioni individuate c'è l'azzeramento stabile delle liste di attesa a partire dalle prestazioni con classe di priorità B, cioè quella la cosiddetta breve attesa, che prevede l'erogazione della prestazione entro 10 giorni dalla prenotazione. È così che le ULSS stanno chiedendo ai propri primari di fare più visite del solito nello stesso arco orario. Testuale, scrive il Gazzettino, riportando l'indicazione: si chiede di individuare specifici slot orari da utilizzare in overbooking strutturato, nei quali poter inserire le prestazioni che non trovano disponibilità nell'attuale configurazione dell'offerta ambulatoriale. E se i primari si rifiutassero, in tal caso le prestazioni saranno inserite d'ufficio in overbooking nei giorni e orari di apertura degli ambulatori. La regione precisa che il provvedimento riguarda solo le visite ambulatoriali e non gli esami diagnostici, e che l'overbooking non è l'unico strumento attuato, ma si aggiunge all'incremento di produzione. Insomma, questa comunque l'indicazione a ULSS e aziende dalla regione per smaltire gli arretrati, che sta facendo discutere. Il Partito Democratico insorge, così il sistema implode. Dall'altra parte i privati, le strutture private accreditate si dicono pronte a dare una mano a smaltire le liste d'attesa, ma si rivedano i budget, chiedono di avere aumentati i budget per appunto le visite nelle strutture private. Anche questa ipotesi, cioè quella di ricorrere ai privati, trova la contrarietà dell'opposizione. Prima di dare soldi ai privati o di ricorrere all'overbooking, dice la vice capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani, si pensi a pagare il nostro personale sanitario dandogli prestazioni aggiuntive: fai di più e ti pago di più, non fai di più con lo stesso compenso e riducendo i tempi delle visite. La notizia anche sul Corriere del Veneto: liste d'attesa, 233.000 visite sospese, è il cosiddetto galleggiamento. Le ULSS ricorrono all'overbooking, le strategie in regione. L'assessora Lanzarin dice: lavoriamo a step, ora vanno azzerate le attese a 10 giorni. C'è appunto l'interrogazione del Partito Democratico: i CUP stanno inserendo pazienti in aziende già al collasso, così si infierisce su un personale stremato e si riduce ancora il tempo dedicato al malato. Questo per quanto riguarda la sanità. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con due notizie flash. La prima sui quotidiani del gruppo Gedi: dopo le accuse mosse l'anno scorso a Rimini, le mogli degli alpini si scagliano contro Non Una di Meno. Il coordinamento annuncia mobilitazione e tolleranza zero, questo Non Una di Meno naturalmente. Da parte dell'ANA arriva il manifesto contro le molestie. Le mogli sono indignate dal comportamento delle femministe, che promettono vigilanza. La replica quindi sui social: dai, fatevi vedere a Udine, vi stiamo aspettando. Infine, l'ultima notizia di oggi: un consorzio italo-americano individuato per il treno ultraveloce veneto. È la vicenda di Hyperloop. 800 milioni di euro stimati per il sistema ultraveloce a guida autonoma, 10 km soltanto per la tratta che sarà sperimentata tra Padova Est e Marghera. A Leonardo, WeBuild e Hyperloop, lo studio di fattibilità: questo treno supersonico viaggerà in un tubo a 1223 km orari. Zaia parla di una rivoluzione per il territorio. La regione sarà la prima in Italia a testare il sistema, promosso insieme al MIT, Ministero delle Infrastrutture, e alla CAV.
L'obiettivo è partire con le merci nel 2026, l'anno di Milano-Cortina, ma si pensa già anche ai passeggeri. La notizia anche sul Corriere del Veneto: treno supersonico, si fa sul serio, il Veneto chiama i big dell'industria, assegnato lo studio di fattibilità ai colossi Leonardo e WeBuild. Progetto avvincente e futuristico, secondo il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Il tracciato ipotizzato appunto è quello fra Padova Est e il porto di Venezia. Vedremo questa infrastruttura costosissima e appunto con una applicazione così limitata, almeno nelle intenzioni, 10 km soltanto, se e quando verrà effettivamente realizzata e poi come verrà utilizzata. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.